Batman napoletano, napoletano. Batman napoletano. Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video del Spettaciomercato Batman napoletano. Come state? Aiuto, spero tutto bene. Allora, in questo video un video un po' diverso perché andremo ad analizzare la partita tra scusate se guardo avanti, ma sto cercando sto guardando la strada e vabbè, analizzeremo la prestazione della partita di ieri tra Barone Calcio e Nivea. Allora, due squadre della provincia di Napoli, una si trova a San Giorgio, a Barone Calcio, e Nivea sinceramente non lo so che zona, penso sempre quelle zone là, San Giorgio, San Giovanni. Vabbè, allora la partita è finita 3-2 per Nivea. Tra l'altro che Nivea e Barone si lottano al terzo posto, però la vittoria di ieri del Nivea sono a 6 punti da noi. Allora, analizziamo un po' la prestazione della squadra. Allora, arriva subito il gol, come sapete io faccio il portiere, no? Arriva subito il primo gol, stavamo due portieri, io ho giocato titolare il primo tempo e poi lui l'altro se l'ha fatto il secondo tempo. Allora, arriva il primo gol su punizione e là era proprio imprendibile, era la palla quasi sotto al 7 più o meno. Era più o meno sotto al 7, cioè era un po' impossibile prenderla. Vabbè, poi sempre nel primo tempo, verso la fine, mancavano tipo 2-3 minuti dalla fine del primo tempo, dove prende un altro gol. Tra l'altro poi nel frangente tra questi due gol arriva pure il gol di un difensore. Non so se stai guardando questo video, però in caso ti saluto. Gran gol, se devo dire, ha fatto pure doppietta. Vabbè, arriva nel frangente arriva questo gol di questo mio compagno di squadra, che tra l'altro non mi sta attaccando e non saccio perché. Vabbè, basta la segnata, diciamo. E vabbè, poi il secondo gol da punizione, sempre da punizione, l'ha fatto una povera io, non mi è venuto di mettere, ho sbagliato io, non mi è venuto di mettere due mani a bloccare. Poi finisce tutti si mamma mia, perché ne tagliano, mamma mia, scusate, va giù. Vabbè, poi secondo tempo entra il secondo portiere e mamma mia è caduto pure scusate, ma giù tutto live. Vabbè, entra il secondo portiere e fa pure una bella prestazione a mio parere e è tutto. Però c'è anche da dire che è stato impiegato dopo. Se mi vedete impegnato adesso guardando in basso è perché sto mettendo la telecamera, che se no non me lo mette. Scusate un attimo, mi stanno chiamando. Vabbè, scusate per questa piccola interruzione, mi stanno chiamando. Vabbè, stavo dicendo che questo secondo portiere è stato impiegato dopo, è stato impiegato solo in 2 o 3 interventi. Poi 10 minuti dalla fine della partita prende il gol del 3-2
questo secondo portiere. Altro che arriva anche sempre nel secondo tempo, mi sono scordato di dirlo, il gol del difensore messo attaccante, punta, che ha fatto il primo gol. Ti saluto. Vabbè. Stavo dicendo, poi la partita finisce, ovviamente c'è molto rammarico, la squadra più o meno su per giù, ha giocato bene, a parte per il capitano che ha sbagliato 3-4 volte, però non fa niente, ha sbagliato 3-4 volte interventi su alcuni giocatori. Poi a parte tutto c'è stata una buona prestazione. Bene ragazzi, io vi saluto, ci vediamo in un prossimo video. Direttamente questo video verrà pubblicato verso le 8. Ci vediamo direttamente stasera. Ciao.